Allora, stiamo aspettando, cioè anzi, i legali dell'Inca, comunque della CGIL, pensionati, eccetera, hanno fatto il loro ricorso. La Corte Costituzionale dovrà in qualche modo pronunciarsi, ma intanto cosa può fare la maggior parte dei pensionati? Perché a questo punto coinvolti ne sono senza dubbio una grande percentuale, giusto? Certo, sì, sono coinvolti tanti pensionati, migliaia, decine di migliaia di pensionati. E allora cosa possono fare? Stante che il collegio dei legali dell'Inca insomma dice che ci sono buone possibilità, impugnando, no, il provvedimento, impugnando la legge, di avere ragione. Allora, non servono migliaia di ricorsi, cioè noi non diciamo ai pensionati fate tutti ricorso contro il riconoscimento solo parziale degli arretrati. Questo non lo diciamo, anche perché fare ricorsi ha dei costi elevati. Anche perché per arrivare a una nuova sentenza della Corte Costituzionale non servono migliaia di ricorsi, ne bastano pochi ma ben mirati. E allora noi come SPI e Inca regionali del Veneto abbiamo deciso di fare alcuni ricorsi pilota, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare ad una nuova sentenza della Corte Costituzionale. Come lo sta facendo il Veneto, lo stanno facendo anche altre regioni d'Italia, sempre lo SPI CGIL e il patronato Inca lo sta facendo anche in altre regioni d'Italia. Una volta arrivati in Corte Costituzionale, in caso di sentenza favorevole, cioè in sentenza che dica noi avevamo deciso che aver bloccato la rivalutazione delle pensioni era incostituzionale, no? Il governo ha applicato come ha voluto la nostra sentenza, ha sbagliato e quindi è incostituzionale anche la legge del governo. A quel punto là i pensionati hanno diritto per intero agli arretrati. Allora, perché diciamo occhio alla prescrizione? Perché nel frattempo noi conosciamo le lungaggini purtroppo della giustizia italiana. Allora, nel frattempo temiamo che andando troppo in là si arrivi a non avere una sentenza che vada al di là dei 5 anni, no? Che scattano in questo caso dal 1° gennaio del 2012, si vada troppo in là e che quindi i pensionati coinvolti non perdano il diritto ad avere per intero gli arretrati. Allora, per bloccare la prescrizione c'è bisogno di mandare una lettera raccomandata all'INPS in cui si chiede di avere per intero gli arretrati spettanti. Naturalmente l'INPS la negherà questa domanda che si fa, lo sappiamo purtroppo, ma in questo modo qua il pensionato interrompe i tempi della prescrizione, così che si salvaguarda il suo diritto ad avere per intero gli arretrati nel caso di sentenza favorevole della Corte Costituzionale. Allora, nelle nostre sedi noi stiamo avvisando tutti i pensionati iscritti allo SPI CGIL, li stiamo avvisando con modi e modalità diverse, ma coloro che sentono questa mia comunicazione, ma anche coloro che non sono iscritti allo SPI CGIL, si possono rivolgere alle nostre sedi, ce ne sono moltissime nel Veneto, per sapere qual è la sede nel caso non si fosse iscritti, per sapere qual è la sede più vicina a casa vostra, si può chiamare la sede provinciale e farsi dire l'indirizzo. Noi abbiamo già predisposto un facsimile di domanda, se c'è la necessità vi aiutiamo anche a compilare la lettera raccomandata, ecco, che poi voi spedirete all'INPS e in questo modo, ecco, ci tuteleremo tutti i pensionati, insomma, dal pericolo della prescrizione. Cosa succede se invece la Corte Costituzionale si pronuncia in senso negativo? Quindi coloro che hanno inviato la raccomandata possono essere compromessi, avere qualche tipo di ripercussione? No, assolutamente, eccetera, no, ecco, noi ci auguriamo, guardate, il collegio dei legali dell'Inca ha lavorato tra l'altro è composto di avvocati molto preparati, ha lavorato parecchio su questo tema, abbiamo deciso
deciso insomma di agire in questa maniera e di fare i ricorsi appunto perché abbiamo delle grandi speranze insomma che la Corte Costituzionale si pronunci favorevolmente ai pensionati. Certo che la certezza non la possiamo avere, però è logico che in caso di sentenza sfavorevole, che io non mi auguro assolutamente, non succede niente, insomma, pazienza, cioè voglio dire sì, non sarà una bella cosa e io non ci voglio neanche pensare, ecco, voglio pensare che invece riusciremo in questo intento. Avete già preparato eventualmente delle contromisure, delle azioni da intraprendere qualora? No, l'azione adesso che possiamo intraprendere è quella di fare questi ricorsi e di arrivare a una sentenza e poi insomma dopo vedremo dopo, non ne ho idea, ecco. Meglio non guardare al peggio. No, esatto, adesso lavoriamo per questo, abbiamo lavorato parecchio per questo, continuiamo a lavorare per questo e ci auguriamo tutti insomma che abbia un buon fine. Ecco, occhio alla prescrizione, quindi mi raccomando. Tutti coloro che sono interessati, lo SPI CGIL è attrezzatissimo per dare un aiuto, insomma, e anche una spiegazione anche più dettagliata di quello che ho potuto fare qui io adesso. Dopo parliamo anche delle novità del 2016 che sono anche parecchie. Intanto c'è stato il rapporto con la fine dell'anno dell'Istat sulle condizioni dei pensionati relativo all'anno 2014 eccetera, da cui è emerso quanto voi continuate a ripetere una situazione pazzesca perché le donne, che sono il 52,9% dei pensionati, ricevono cifre nettamente inferiori agli uomini e questa è una cosa che continua a ripetersi nonostante il passaggio del tempo eccetera. E poi c'è tra l'altro il cumulo dei trattamenti pensionistici sugli stessi beneficiari che è meno frequente tra i pensionati di vecchiaia, mentre molto più diffuso tra i pensionati superstiti. Insomma, ci sono delle situazioni di sperequazione abbastanza nette, tenendo conto che sempre da questo rapporto sulle pensioni emerge chiaramente che c'è un rischio di povertà elevatissimo tra i pensionati che vivono da soli, un 22,3%, e che i pensionati reggono le famiglie italiane. Quindi questo è l'altro dato emergente che però deve far preoccupare in modo serio, insomma. Sì, parto proprio da quest'ultimo dato, i pensionati reggono le famiglie italiane, i pensionati molte volte in una situazione di crisi incredibile come questa sono coloro che sostengono la famiglia. Però vediamo qual è la situazione, il rapporto ce lo dice chiaramente, io vorrei focalizzarmi un attimo sulla pensione delle donne. Quando vediamo i grafici si vede molto chiaramente, la pensione delle donne è la più bassa, le donne hanno dedicato meno tempo degli uomini alla propria vita lavorativa. Talvolta hanno lavorato, soprattutto negli anni passati, il minimo per poter ottenere la pensione, il minimo di anni, dopodiché si sono dedicate specialmente al lavoro di cura e questo fa sì che oggi abbiano delle pensioni così basse. Da questo versante poi le motivazioni sono anche molte, pensiamo alle donne nei posti di lavoro, sono quelle meno disponibili magari a fare il lavoro straordinario, sono quelle che fanno meno carriera proprio perché hanno la necessità poi di dedicarsi non solo al proprio lavoro ma anche alla propria famiglia. Magari adesso cambiano, le cose stanno cambiando per quanto riguarda invece le giovani coppie dove il lavoro, soprattutto il lavoro casalingo, lo si spartisce al 50% tra marito e moglie, ma una volta lo sappiamo bene che non era così, è un dato di fatto. Io credo che tantissimi nostri ascoltatori, ma soprattutto tantissime nostre ascoltatrici magari di una certa età lo sanno bene come capitava. La donna che lavorava fuori casa poi ugualmente doveva farsi i propri lavori in casa, insomma, e molto spesso capitava, ma non ne sto facendo una colpa certamente, ma magari perché era così un'abitudine che dei lavori domestici magari il marito non se ne occupasse più di tanto, magari si occupava di altre cose, magari davvero importanti, ma non di quelle. Tutta questa situazione ha fatto sì che poi le pensioni delle donne sono le pensioni più basse. Per quanto riguarda poi il 2016 invece,
per quanto riguarda le donne che devono ancora andare in pensione, perché qui noi finora abbiamo parlato di pensionati. Ci sono delle brutte sorprese, vero? C'è stata la brutta sorpresa, ma anche questa era annunciata, nel senso che è una legge che parte da lontano, che parla di equiparazione dell'età pensionabile di uomini e donne, e che ha visto adesso, al giorno d'oggi, avere già le donne e gli uomini del pubblico impiego andare in pensione con l'età di 66 anni e 7 mesi. Invece le donne lavoratrici del privato e le lavoratrici autonome si sono viste innalzare bruscamente, per effetto dello scalone, in questo caso qua, però è un bello scalone previsto dalla legge, accelerato dalla Fornero, di 22 mesi per quanto riguarda le lavoratrici del settore privato, perché quest'anno, fatalità, anche dal 1° gennaio 2016 è scattata l'aspettativa di vita. Quindi è stata elevata di 4 mesi l'aspettativa di vita per andare in pensione. Anche da questo punto di vista noi del sindacato riteniamo che sia inconcepibile che ci sia questa spada di Damocle sulla testa dei pensionati, che non si sa a che età potrà portare le persone ad andare in pensione, perché adesso è scattata di 4 mesi, poi nel 2019 scatterà ancora. Nel frattempo io spero, insomma, che abbia almeno un qualche risultato, le rivendicazioni e le mobilitazioni messe in atto da CGIL e CISL UIL, che si attendono entro questo mese di gennaio, si attendono che il governo le convochi, perché non si può andare avanti così, insomma, non si può continuare ad avere un'età per andare in pensione che è stata portata veramente in avanti in maniera incredibile e anche in modo, come posso dire, tragico e drammatico per certe fasce di età. Pensiamo che con la legge Fornero ci sono state persone che si sono viste slittare in avanti l'età per la pensione di 3, 4, 5, 6, anche 7 anni, sì. Una cosa incredibile, e quindi speriamo davvero che il 2016 sia l'anno in cui si riforma la legge Fornero. Questa qua è una priorità assoluta, ma si pensi anche a coloro che sono già in pensione. Perché qui io vedo dai dati che nei prossimi 2 anni le lavoratrici autonome, per esempio, vedranno salire l'età minima di 16 mesi da 64,9 mesi a 66 anni e un mese. Beh, è già 66 anni e un mese per le lavoratrici. Allora, per e per gli uomini per le lavoratrici, sì. Per uomini e donne del settore pubblico e per gli uomini del settore privato, l'età di vecchiaia per la pensione oggi, che siamo nel 2016, sono 66 anni e 7 mesi. Esatto. Per le donne lavoratrici del settore privato invece sono ad oggi, è scattato il 1° gennaio, 65 anni e 7 mesi, quindi 22 mesi di più di quello che ci voleva l'anno passato, nel 2015. 22 mesi sono tanti, sono tanti, sono sì. Tantissimi. E invece per le lavoratrici autonome sono 66 anni e un mese. Che nel 2018 che sono 16 mesi in più rispetto all'anno scorso. Diventeranno poi 7 mesi nel 2018. Quindi andare in progressione. Allora, nel 2018 poi sarà per tutti, nel 2018 la pensione sarà per tutti uguale, insomma, sarà a 60... beh, aspetta, 66 anni e 7 mesi per tutti. Sì, sì, 7 mesi per tutti. Esatto, per tutti, sì. Di questo passo, perché siccome ci hanno scritto alcuni non pensionati, di poter fare un calcolo previsionale di chi andrà in pensione tra 10-15 anni a venire, dicono che sono veramente calcoli allucinanti quelli che ne emergono, perché poi si parla tante volte di lavori usuranti, di persone che guidano il camion, dipendenti, che insomma, lavori che non sono così tanto facili, ma addirittura ci aveva scritto una persona che lavora come infermiere raccontando la propria vita, che non è assolutamente una vita facile, agevole, che andrà in pensione a un'età che risulta
impensabile che uno possa fare l'infermiere quando cioè, normalmente dovrebbe starsene tranquillo a casa a godersi la pensione dopo tanti anni di lavoro. Cioè, sono cose che hanno del paradosso veramente, Certo. per cui chiedevo appunto un pronunciamento del sindacato in modo forte quando diceva non è stato fatto in passato, quando questa legge poi è uscita, che in realtà poi le condizioni del nostro paese non erano così massacranti come ci volevano far vedere, insomma, tanto perché era importante far uscire questo provvedimento. Siamo in peggio dell'Europa sostanzialmente. Sì, la cosa più brutta è che ci siano tutte queste leggi, no, che si susseguono, che vengono fatte, che danno un'assoluta insicurezza alle persone Sì. che lavorano e che non sanno quando andranno in pensione. Questo è il grande dramma del nostro paese e io spero che nel 2016 sia l'anno della svolta finalmente. E poi dall'altra parte abbiamo la questione dei giovani invece, che anche questa, i giovani... Più le persone restano a lavorare, ovviamente devono restare a lavorare per poter poi avere la pensione, meno i giovani hanno possibilità di accesso nel mondo del lavoro. Beh, certamente. E infatti la percentuale di disoccupazione giovanile è sempre molto molto alta. È molto alta, supera il 40%. Allora andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo perché ci sono altre cose, c'è l'opzione donna che va accennato, quindi capire un attimo come si articola, e poi l'inizio di questa flessibilità, una specie di part-time, insomma ne vediamo di parlare tra poco dopo la pubblicità.